È un piacere essere qui e innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Io sono particolarmente lieto appunto di partecipare a questa manifestazione che affronta il tema della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, argomento centrale della vita democratica di ogni paese e che in Italia colpisce, complice una profonda e sembra irreversibile crisi dei tradizionali partiti e l'adozione di leggi elettorali che hanno mortificato la possibilità di scelta dei candidati, impone interventi rapidi e coraggiosi, come documenta in maniera allarmante l'elevato livello di astensionismo registrato alle ultime elezioni regionali. Diciamo che un cittadino su tre non è andato a votare. È evidente che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, dalle scelte locali a quelle nazionali, si alimenta con la credibilità delle istituzioni, si concretizza con l'accessibilità ai partiti e certo non ultimo con la vivacità e l'impegno culturale delle varie articolazioni sociali. L'ultimo dato elettorale evidenzia ancora una volta come il consenso nasca da un rapporto diretto, coinvolgente tra partito, candidato ed elettore. La partitocrazia clientelare non è figlia di un radicamento sul territorio, come qualcuno ha tentato di farci credere, ma nasce dall'autoreferenzialità di una classe politica che si riproduce per linee interne ed è priva di legittimazione popolare. Anche il Consiglio regionale è chiamato a dare il proprio contributo di credibilità, coniugando consenso con l'efficienza dei tempi decisionali, conciliando l'adozione di un regolamento che garantisca la governabilità per la giunta regionale con l'esercizio dei poteri e delle funzioni dell'Assemblea legislativa. Assemblea che a sua volta dovrà essere in grado di garantire il rapporto fiduciario dei cittadini attraverso la capacità di informare e far condividere anche le scelte più difficili. Si tratta di un percorso necessario, ma che può essere intrapreso se si considera che la partecipazione non è affatto una perdita di tempo, quanto un valore e una modalità con la quale è possibile incidere sensibilmente sulla qualità delle decisioni e soprattutto sulla loro traduzione in fatti e realizzazioni concrete. Ma per procedere su tale via c'è bisogno di rigenerare una cultura politica in cui l'obiettivo del fare può essere perseguito con la pratica del coprogettare. D'altronde si presenta oggi come una regione immersa in un'economia in trasformazione che sollecita sotto il profilo amministrativo e politico istituzionale procedure rapide e trasparenti, così come avvertiamo tutti la spinta al rinnovamento nel segno del federalismo e di una crescente domanda di efficienza pubblica e coinvolgimento dei cittadini. Ed è proprio a partire dalla consapevolezza di questi processi in atto che il Consiglio regionale del Veneto si è dotato sia di infrastrutture tecnologiche che di strumenti e metodologie per garantire la partecipazione e sviluppare quella che abbiamo chiamato cittadinanza attiva. Con il portale per la e-democracy Terzo Veneto e la procedura chiamata Coro sono state create le condizioni affinché le scelte programmatiche e legislative possano essere accompagnate attraverso precisi piani di informazione e dibattito con le rappresentanze sociali e la generalità dei cittadini. Ed è un vero e proprio salto di qualità che ci accingiamo a fare quest'anno con il progetto Demotopia, attraverso cui il Consiglio regionale si propone di diventare il punto di riferimento per tutti gli enti locali e le associazioni, per una riflessione condivisa su quella che i sociologi chiamano democrazia digitale, con una particolare attenzione alle pratiche di partecipazione attiva dei cittadini. Uno specifico laboratorio formativo sarà incaricato di promuovere azioni concrete di monitoraggio e divulgazione delle esperienze, nelle quali le decisioni politiche riguardanti i rilevanti problemi territoriali vengono assunte con la partecipazione dei cittadini e con l'uso delle nuove tecnologie di comunicazione. Alla luce delle considerazioni, soprattutto all'interno del quadro di interrogativi presenti negli interventi e nel dibattito di questa tavola rotonda, ritengo che nella nostra regione possiamo, anzi dobbiamo, individuare una strada originale, un percorso innovativo. Mi riferisco alla discussione sul nuovo
mancata promulgazione indubbiamente rappresenta uno dei ritardi più pesanti della precedente legislatura, ma riprendere la elaborazione in questa fase può essere l'occasione per farlo diventare una cornice istituzionale adeguata alla nuova domanda di partecipazione e cittadinanza attiva. In esso potremo introdurvi le norme che diano certezze alle procedure e modalità di informazione, consultazione anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, ovvero la e-democracy. Sicuramente il Festival della cittadinanza è la piazza più idonea per lanciare questo messaggio e assumere come Presidente l'impegno che il Consiglio regionale sia in grado di ascoltare e mettersi in sintonia con le nuove domande sociali e sia pertanto in grado di corrispondere alle attese dei cittadini sia per quanto riguarda i problemi concreti ma anche per un nuovo modo di arrivare alle decisioni. Grazie.